Maritola. Rieccoci a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì e del lunedì. Andiamo anche in diretta sulla pagina Facebook. Prima di passare i messaggi devo ringraziare Marco e Claudio Regia che si stanno davvero facendoci in quattro per questa trasmissione, con Denis, Elisabetta e tutti quelli che lavorano durante la giornata per la realizzazione ovviamente di questa trasmissione, ivi compreso il nostro editore, la nostra televisione, che sta facendo uno sforzo davvero, come tutte dall'altro le televisioni locali, uno sforzo di informare davvero in una maniera seria i nostri telespettatori e le persone che ci guardano. Andiamo con i messaggi, andiamo a leggerli. Vediamo, perché altrimenti la gente si arrabbia se non li leggiamo, giustamente. Praticamente le imprese si devono indebitare, lo Stato non ci rimette niente perché dà solo garanzie, non soldi. Quindi a meno che l'impresa non salti ha un esborso pari a zero e le banche guadagnano con gli interessi, anche questo poi risponderà il nostro Alberti e anche Lonardi perché se ne intende anche lui di economia. Lavoro in una fabbrica padovana, non voglio dire quale, costretti a continuare a lavorare anche se non facciamo un lavoro essenziale, uno vicino all'altro e a noi non pensa nessuno. Lo so, però dovrebbe denunciare questa cosa, se ce la dice così possiamo altro che dire che ha ragione, però deve avere un po' più di coraggio. Dov'è la CGIL? No, ma bisognerebbe sapere l'azienda, va alla CGIL. Anche ieri a Milano, a Genova, gente che passeggiava come se fossi in vacanza. Capito o no che dovete stare a casa? Questo è un messaggio che hai detto, ripetuto, straripetuto, gli slogan. Avevo filmato in inglese, tra l'altro molto lungo, da farvi vedere i danni e le conseguenze se uno non rispetta le distanze. Non faccio tempo a mandarlo, lo manderò mercoledì. Andiamo, ce n'è un altro, Dennis, eccolo qui. Ok, guanti e mascherine per andare a fare la spesa, ma visto che in giro non se ne trovano, non le possono fornire al supermercato, io credo che oggi le mascherine e i guanti siano sufficienti per un fabbisogno rapido delle persone. Credo che si trovino nei supermercati, credo che si trovino nelle farmacie, insomma credo che le mascherine iniziano a trovarsi, oppure chiedete al comune e cercherà di soddisfare le esigenze se qualcuno davvero non le ha. Elisabetta, dalla redazione ci sono novità? Allora, volevo farti vedere questo schema che mostra il tasso di letalità per le regioni italiane. Allora, se vedete la colonna in rosso rappresenta l'Italia, dove il tasso appunto di letalità che è dato dalla percentuale dei deceduti rispetto al totale dei contagiati è pari al 12,5%. Quindi deceduti 16.000 e passa e contagiati oltre 132.000. Invece se vediamo il Veneto è ben al di sotto della media ed è precisamente 5,7 il tasso di letalità, quindi deceduti 662 su un totale di contagi di 11.588, dati di questa mattina del report delle 8. Vediamo invece la Lombardia che ha un tasso molto più alto rispetto alla media, pari al 17,9%, con un totale di contagiati che sono 51.534 e di deceduti 9.202. Poi volevo anche dirvi, uno dei grandi problemi è rappresentato dalle scuole, da quando riaprono le scuole, ma in modo particolare per i ragazzi che devono affrontare sia l'esame di terza media e sia l'esame di maturità. Ebbene, nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri di oggi si dice che se le scuole non riapriranno per il 18 maggio, gli esami di maturità saranno fatti online, senza scritti, ma solo con la prova orale, tutti ammessi. E invece per quanto riguarda la terza media sarà valutata solo una tesina e i voti raggiunti nell'anno scolastico da frequentanti, insomma. Bene, hai altre notizie, Elisabetta? Sì, si parla anche di rinvio delle elezioni amministrative sia comunali che appunto regionali, si parla dell'autunno, in modo particolare la norma prevede che le elezioni dei consigli comunali si tengano una domenica tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, in quell'arco temporale.
Bene, va bene. Abbiamo collegato Giorgio Pancotti, ex consigliere di Villafranca Padovana, che è un guarito dal coronavirus. Buonasera, grazie della sua disponibilità, Giorgio Pancotti, e di essere collegato con noi. Come sta intanto? Sì. Iniziamo da qui, come sta? Bene, dai, adesso in questo momento mi sto riprendendo. Non la sentiamo bene. È stata un'esperienza. Ecco, Prego? Prego, non la sentivamo bene, prego. Sì. Sì, è stata, dicevo che mi sto riprendendo un'esperienza abbastanza drammatica e insomma però ne sto venendo fuori abbastanza bene. Senta, Ho così ancora delle difficoltà nella respirazione, ma Prego, perché abbiamo un collegamento un po' complicato con lei, vediamo se riusciamo ad averlo un po' migliore. Senta, Pancotti, ci può raccontare come sono state le prime avvisaglie, cosa le è successo, ce lo può raccontare brevemente? Sì, allora brevemente, la mia triste vicenda è iniziata il 25 di febbraio, febbre alta, 39, e dopodiché nei primi giorni ho avvisato il medico, ma non avendo avuto contatti con persone delle zone che erano state ritenute rosse, si pensava fosse un'influenza, ma la febbre persisteva Abbiamo un collegamento. e sono stato mandato al pronto soccorso di Cittadella e lì mi hanno messo in isolamento, ho fatto il prelievo, raggi al torace e il giorno dopo hanno riscontrato la mia positività. Senta, Dopodiché ho chiamato Prego? No, ma se reso magari così, è riuscito a capire dove l'ha avuto questo contatto per prendere questo brutto male? Si è fatto un'idea? Guardi, io insegno in una scuola e quindi ho avuto generali purtroppo, ho diciamo, partecipato anche a delle conferenze sull'alternanza scuola-lavoro, quindi come faccio a sapere da chi l'ho era così, preso? era Pancotti una curiosità, perché in questo collegamento la sentiamo, qualche volta va via la voce, non so se è un problema nostro o suo, però c'è questo piccolo problema, non sentiamo il ragionamento completo. Senta, al di là di tutto, quindi adesso si è ripreso, insomma, adesso sta bene, ha fatto i tamponi, adesso sta bene? Sì, la settimana scorsa mi sono stati dati gli esiti dei 2 tamponi di controllo, sono risultati tutti e 2 negativi e sostanzialmente sono guarito. Ecco, ma nel momento, come diceva lei, devo attenermi a tutte le indicazioni di precauzione che le sono state fatte, insomma, giusto? C'è il collegamento che va e viene. Senta, in questo frangente, nel momento in cui provo a spostarmi. No, va bene, rimaniamo così, abbiamo quasi concluso, Pancotti. Senta, l'ultima domanda volevo chiedere. Nel momento di maggiore difficoltà, quando diceva prima che ancora oggi le manca leggermente il respiro, e che non sentiva più il respiro, che idea si è fatto? Non ne vengo fuori, ha preso molta... Penso che sia, diciamo, ci debba essere un periodo per riacquistare tutte le forze. Ovviamente sono stato sottoposto ad una terapia, diciamo, farmacologica molto importante, sono stato diciamo, messo sotto ossigeno dall'inizio, da quando sono stato ovviamente ricoverato e fino a quando sono dagli infettivi, anche se sono stato sotto ossigeno, quindi penso che ci sia una situazione, diciamo, di ripresa e quindi ci vorrà del tempo Perfetto. per ritornare come prima. La ringrazio, Giorgio Pancotti, perché il collegamento non è dei migliori e quindi la ringrazio della sua testimonianza, in bocca al lupo, grazie. Grazie. Allora, abbiamo nel ragionamento che abbiamo sentito prego. No, volevo dire 2 cose in relazione sia all'ultimo intervento e ad alcuni dati che sono stati mostrati prima.
in particolare i dati statistici con cui abbiamo a che fare ogni giorno. Sono dati che a volte ci possono trarre in inganno, in particolare il tasso di letalità che è stato letto, in base al quale noi siamo poco meno della metà, no, un terzo forse della Lombardia, ma in realtà questo tasso lo si ottiene dividendo il numero dei morti, come giustamente lei ha ricordato, per il numero dei contagiati. Allora, il primo numero è un numero certo. Il secondo è un numero che non ha senso, perché i contagiati non sappiamo noi quanti sono. Noi sappiamo quanti sono quelli che abbiamo cercato e che abbiamo identificato come contagiati, ma mica abbiamo cercato tutta la popolazione, no? Quindi il numero dei contagiati è un numero aleatorio che non ha valore statistico. Per capirlo basta prendere due numeri assoluti, i decessi della regione Lombardia e i decessi del Veneto. Allora, i decessi del Veneto, se non sbaglio, sono 684, è stato ricordato anche prima. I decessi della Lombardia sono poco meno di 10.000, quindi quasi 10.000 decessi per Covid. Il Veneto ha poco più della metà degli abitanti della Lombardia, se non sbaglio, no? Quindi vuol dire che la situazione veneta ha una dimensione, grazie a Dio, da un punto di vista della letalità vera, non quella statistica che si ricava da dati che traggono in inganno, molto molto diverse, per fortuna, c'è fortuna migliore. L'esperienza Sarebbe interessante capire perché. Per voi. Io credo per voi, ma perché ci sono molti fattori che meritano approfondimento, risposte certe. Voi è stato determinato per trovare i sintomatici. Quindi... Però sono state fatte delle scelte importanti a partire da voi, a partire da Schiamonia, a partire dalla scelta non ospedale centrica della terapia, dei positivi, quindi della valorizzazione delle cure territoriali. Zai ha detto che arriveremo a 15-20.000 tamponi, quindi è un numero... Ma no, che 15-20.000 al giorno? Ne abbiamo fatti già 160.000. No, sto dicendo al giorno. Esatto. Fate conto che su 160.000, 70.000 sono state analizzate dalla microbiologia di Padova, quindi con un lavoro incredibile, con uno sforzo delle persone che vanno ringraziate. Noi tante volte ringraziamo giustamente medici, infermieri, ma ci sono i tecnici, ci sono gli operatori sociosanitari, ci sono quelli delle pulizie, ci sono gli operatori delle cucine, cioè è tutto un insieme, una comunità che coopera. Sentite, no? voglio ritornare un attimino al ragionamento, perché sotto un profilo Lonardi sanitario credo che oggi ci sono 10.000 trasmissioni al giorno, ormai il popolo italiano ha capito come funziona questo coronavirus e ha capito come cercare di evitarlo, di prenderlo, diciamo così, la maggior parte, la stragrande maggioranza. Invece sotto un profilo economico sono rimasto soddisfatto da un lato positivo, perché io il problema sanitario era il primo, però ho visto che oggi anche con il decreto da verificare, da guardare, da valutare, come ha detto giustamente Alberti, il governo dall'altra parte ha iniziato a lavorare anche per la fase 2. Ecco, la fase 2 credo, come tutti dicono, è la fase più importante, perché è quella che potrebbe evitare un'altra pandemia economica e nel stesso tempo rivalutare e rifar riprendere le attività produttive. Siete soddisfatti da questa prima presa di posizione del governo inerente a quello che ha detto, riuscendo ad analizzarlo per il tempo che avete avuto, perché siamo entrati in trasmissione, 3 minuti prima l'aveva dato e quindi abbiamo capito a grandi numeri i dettagli, cioè non i dettagli, abbiamo capito cosa ma non i dettagli. Alberti, secondo te, e poi anche Lonardi ovviamente. Allora, mi vorrei prendere 2 minuti? Perché in questo periodo io ho sentito tanta gente che evoca il piano Marshall. Vuole spiegare cos'è il piano Marshall per chi non lo conosce? Allora, molto brevemente, un generale americano, George Marshall, tutti i conti, insomma, segretario di Stato dell'allora governo statunitense, naturalmente col consenso del Presidente e del Congresso, varò un piano di aiuti poderoso economico all'Europa, l'Europa occidentale distrutta dalla guerra. Mise a disposizione degli Stati europei 14 miliardi di dollari nel 1947. Questi soldi dovevano servire, adesso la componente umanitaria ci sarà anche stato, ma possiamo pensare che un militare ragioni come Madre Teresa di Calcutta?
Forse no, infatti l'obiettivo vero degli Stati Uniti era quello di evitare che l'Europa occidentale finisse nel blocco sovietico, che già aveva messo le mani su tutti i paesi dell'est, a parte la Jugoslavia di Tito. Quindi quegli aiuti servivano a tenere i paesi nell'orbita americana, perché c'erano partiti comunisti molto forti, in Italia pure, e che assumessero anche il modello economico americano. Questa era l'idea. Ora, in realtà, questo è sicuramente avvenuto. Il governo americano voleva finanziare molti progetti di ricostruzione, la maggior parte di quei soldi finì nelle tasche delle persone che non ne avevano per campare. Questo comunque, sollevando le condizioni delle fasce più deboli, ha messo in moto comunque l'economia. Questo messaggio è forse il più importante di tutti. Qui c'è bisogno, perché quelli erano soldi veri. C'è bisogno di soldi veri. Fino ad oggi, 6 aprile 2020, soldi veri a me risulta che non siano arrivate nelle tasche degli italiani. Finora no. Domani mi auguro di sì, e non parlo solo dei 600 euro. Ha deciso prima, Alberti, ho capito, ha deciso 3 minuti fa, insomma. Siamo al 6 di aprile, è una situazione che è andata parecchio avanti. Ora, io mi auguro di avere torto, me lo auguro con tutto il cuore, ma se lo Stato, come sembrava aver capito e le conferme mi pare che stiano arrivando, farà solo da garante e saranno le banche a erogare i prestiti, io non credo che questo sistema... Però mi sembra che dal decreto di Conte, nel decreto dice, testuali parole, le ha lette che prima di entrare in trasmissione con Lonardi, che questi soldi devono essere elargiti in maniera molto semplice, senza tanto rompere le scatole, devono darglieli, cioè mi sembra che abbia detto così Conte, perché succede una guerra, cioè, certo, succede qualcosa di incredibile se non sarà così. Io ripeto Alberti. 2 parole, soldi veri. Se è questa la svolta, siamo sulla strada giusta. Però vedo giusta. che ha molti dubbi lei. Sì, spero di sbagliare. Ha ancora dubbi anche lei su questo ragionamento? Allora i dubbi ci sono. Parliamo, Lonardi, parliamo col beneficio inventario, perché il decreto l'abbiamo conosciuto 3 minuti prima di iniziare la trasmissione, quindi non lo conosciamo in tutte le sue sfaccettature. Il dubbio nasce dalle storie che abbiamo vissuto fino ad oggi, non solo in questa occasione ma anche in tante altre, nel senso che la buona volontà delle dichiarazioni, degli enunciati ad effetto, poi spesso non sono seguite da operatività altrettanto positive, ma ci troviamo ostacoli, burocrazia, che forse la burocrazia è veramente il male peggiore che noi abbiamo in questo Paese, va bene, per cui alla fine ciò che si vuole fare non si riesce a fare, quindi ci sono molte domande, non si può dire va male, è falso. Vedremo se saranno soldi veri oppure no, se saranno finanziamenti veri oppure no, lo vedremo quando ci spiegheranno bene il contenuto. Però c'è una cosa che mi fa sospettare. Nel fare questo ragionamento, c'è una cosa, scusi. Poi la faccio continuare. Nel fare questo ragionamento, Lonardi, non avete l'impressione che chi deciderà, indipendentemente, rischia? Se farà come dite voi, certo, ci sarà un... non lo so, io capisco. Sì, ma io do anche fiducia che lo scelga, dica scusa. Lonardi, poi vengo. Io credo anche che non ci sia la volontà di prendere in giro né gli italiani né le imprese, quindi mi auguro che ci sia sostanza dentro quanto è stato enunciato questa sera. Ma c'è un punto che mi lascia qualche dubbio. Si sposta il pagamento delle tasse di 2 mesi. Aprile e maggio. Aprile è adesso. Aprile adesso, maggio al mese prossimo, ma che senso ha? Vuoi aiutare le imprese e gli dici ti sposto il pagamento delle tasse di 1 mese e mezzo. Questa è una presa in giro. Allora dico, su una cosa dove basta solo, non c'è bisogno di fare nessun regolamento attuativo, nulla. Basta dire, tutte le imprese sono spostate, le tasse, le imposte sono spostate di 6 mesi, di 8 mesi, di 10 mesi, di 1 anno, vanno al 2021. Basta solo scriverlo, che si attua. No, questo no, si dice si sposta di 1 mese e mezzo. Ma cos'è cambiato alla fine di maggio per le imprese?
che hanno i soldi messi a allora disposizione. servono i soldi per pagare le tasse. Ha ragione anche lei. Allora, questo dico, allora, se si vuole realmente aiutare le imprese, bisogna dare una prospettiva che abbia un respiro, che abbia una sicurezza. Cominciamo dalle cose più semplici, ripeto, spostiamo imposte e tasse da almeno 6 mesi. Un'azienda sa che in 6 mesi, se non apre vuol dire che è finita, ma se riapre... Certo, voleva dire Alberti? Sì, è il momento della svolta, speriamo davvero che sia così. Aggiungo un passaggio però, perché si parla tanto anche di solidarietà europea, perché anche lì il rischio che Giorgio Borile dice ma se questi non lo fanno stavolta scoppia la rivolta e no, molti dicono... Presumo che... Ci saranno conseguenze. Gli imprenditori, stavolta uso un termine non bello televisivamente, si incazzano. Sì, è molto. Ma tanti altri dicono, ma se l'Europa stavolta non ragiona con un'unica testa, rischia molto di dissolversi. Eppure, questo rischio grosso, secondo me, esiste davvero, ma nonostante questo rischio, noi vediamo in questi giorni l'uscita di Christine Lagarde, che adesso molti chiamano Christine Lagaffe, ma in realtà Gaff non ne fa una persona così, se dice perché vuole dire. Poi abbiamo le affermazioni della van der Leyen che dopo smentisce e in più e soprattutto abbiamo le dichiarazioni della Merkel. Ora, fatalità sono 3 donne potenti, ma tutte non vanno nella direzione della solidarietà. Ci aspettiamo solidarietà da questa Europa dopo 20 anni che esiste l'Europa. Fra l'altro noi ci portiamo dietro un peccato originale, noi italiani dall'introduzione dell'euro abbiamo un peccato originale dal quale non ci siamo liberati. Adesso sperare nella solidarietà europea è legittimo, ma mi trova dubbioso. Certo, però le voglio ricordare, Alberti, che l'Italia non è la Grecia. La Grecia è la Grecia, l'Italia può far saltare il banco dell'Europa. Sono convinto che sia un paese forte, io credo, mi auguro, spero di essere un paese forte, vivere in un paese forte indipendentemente da chi ci governa. E credo che non siamo la Grecia e credo che se faranno del male all'Italia questa volta, l'Italia se è brava può far saltare il banco. Attenzione, io faccio un riferimento storico e uno di attualità. 2011 ci fu la crisi dello spread, 500 rotti punti. Dopo si venne a sapere che la Deutsche Bank vendette valanghe di BTP italiani e quindi con l'offerta così ampia i prezzi crollarono e lo spread andò alle stelle. Venne sotto forma di Presidente del Consiglio in Italia un commissario europeo, si chiamava Mario Monti. Oggi, attenzione, perché oggi si assiste alle dichiarazioni di Commerzbank che dice che i titoli italiani sono ormai spazzatura, è recentissima. Attenzione perché questo segue poi la Lagarde che è entrata a piedi uniti. Finisco il pensiero perché Commerzbank, che dice che i titoli italiani sono spazzature, è al 15% di proprietà del governo tedesco. Sì, però io credo, ripeto, dal mio modesto punto di vista e un po' anche ignorante sotto un profilo economico, che è diverso i fatti che lei sta dicendo rispetto a quelli attuali. Credo che questa volta c'è di mezzo un problema sanitario ed è diverso da una banca che è fallito da interessi. Credo che oggi è un problema proprio di sanità, proprio di vita o di morte, uso un termine per eccesso, e credo che questo, se qualcuno non lo capirà rapidamente, potrebbe diventare un grosso problema per tanti. È un mio modesto pensiero, Alberti, magari sbaglio, però è un mio modesto pensiero. Non è paragonabile alla banca americana che è fallita, tutto quello che è successo. Qui il problema è un problema di salute, di persone che non potranno lavorare, dalla più piccola alla più grande, per un'emergenza sanitaria. E credo, io mi auguro, spero,
non vorrei sbagliarmi, che venga preso sotto questo profilo. Io mi auguro assolutamente che lei abbia ragione. Sì, ma non voglio averla, spero. Ma dico solo una piccolissima, brevissima cosa. Angela Merkel aveva dichiarato che aveva finito con la politica. Dopo 4 mandati non mi ricandido più. Adesso la sua popolarità è improvvisamente in forte ascesa e molti continuano e cominciano a dire che si potrebbe candidare per la quinta volta. E succederà anche questo. Staremo a vedere. Stiamo a vedere. Vado in pubblicità.